Quali sono i sintomi del tumore agli occhi? Il melanoma della coroide è un tumore molto poco conosciuto, però diffuso, è il tumore più diffuso fra i tumori oculari, rappresenta il 73% dei tumori oculari ed è un tumore la cui incidenza per fortuna è stabile. I sintomi praticamente sono legati a sintomi che si riscontrano in altre patologie come le fotopsie, cioè i lampi di luce. È l'unico sintomo che in realtà la malattia presenta, perché spesso asintomatica il paziente giunge all'osservazione del medico durante una normale visita oculistica e questo è un motivo per cui bisogna stressare l'importanza delle visite oculistiche periodiche di screening, ma non solo per i tumori, ma per la scoperta di qualunque tipo di patologia oculare. Questi vanno fatti almeno con una cadenza annuale. L'importanza della giornata di questa mattina al San Giovanni di Dio, un corso di aggiornamento, ripassiamo insieme. È importante perché dobbiamo uniformare il nostro comportamento. Uniformare il nostro comportamento significa che dobbiamo interagire ospedale e territorio e ospedale e centri di riferimento regionale per il trattamento di queste patologie così complesse, che sono patologie che possono mettere in pericolo la vita dei nostri pazienti. Per cui creare una rete, territorio, ospedale, centro di riferimento significa dare la migliore possibilità di sopravvivenza e la migliore qualità di vita ai nostri pazienti. Dottore Cipolla, quali sono le cause del tumore agli occhi e come prevenire? Oggi parliamo proprio di tumori oculari, di fondamentale importanza è la prevenzione e in questo periodo abbiamo scelto questa data, quella di oggi, proprio perché nella nostra Sicilia i raggi ultravioletti sono molto frequenti e molto presenti, quindi la prevenzione è di fondamentale importanza, utilizzare occhiali da sole che ci proteggono dai raggi UVB e quindi non esporci in maniera esagerata ai raggi solari. Ovviamente la prevenzione va fatta cercando di fare una diagnosi differenziale tra nevi e tumori e quindi melanomi dell'uvea, facendo ovviamente una visita oculistica. Già facendo una visita oculistica di base, un esame complessivo dell'occhio, si può evidenziare un nevo e seguire nel tempo con le visite oculistiche questo nevo e se per caso questo nevo può trasformarsi in melanoma è l'oculista di base del territorio a evidenziarlo e inviarlo presso un centro di riferimento. C'è differenza tra un adulto e un bambino? Ovviamente sì, i bambini purtroppo possono essere colpiti da un altro tumore molto frequente che è il retinoblastoma e in questo caso la diagnosi va fatta dall'oftalmologo pediatrico e invece nell'età adulta è più frequente appunto il melanoma dell'uvea.